Buonasera a tutte e buonasera a tutti, benvenute e benvenuti alla quarta serata, se non sbaglio, del ciclo di iniziative culturali Sport e Cultura, organizzato e ideato dal Comune di Vittorio Veneto. Io sono Enrico Padoan, assessore alle politiche culturali, porto i saluti dell'amministrazione comunale e siamo evidentemente felici di avere qui stasera come ospite, intanto intervistata da Tiziana Pichler, che è direttrice del DL Football, che è il principale rivista e portale dedicato al calcio femminile in Italia, e la dottoressa Tiziana Pichler, che intervisterà l'onorevole Carolina Morace, e tributerei subito un applauso alle nostre ospiti. E due parole su questo ciclo di incontri che vuole come dire, partire dallo sport come fenomeno sociale e culturale, e quindi utilizzare o partire da riflessioni nell'ambito sportivo che possano come dire, alimentare dibattiti su diversi aspetti della nostra società. Crediamo fermamente che lo sport sia, oltre a ovviamente un mezzo di inclusione fondamentale e una passione, sia prima di tutto un fenomeno sociale, un fenomeno capace spesso e volentieri di anticipare o di raccontarci tantissimo di quello che sono i valori che permeano la nostra società, e per cui crediamo che sia doveroso includere la pratica e la comunicazione sportiva all'interno di una politica culturale di una città come Vittorio Veneto. E detto questo, abbiamo avuto finora come ospiti Vittorio Munari, Sergio Tauciar e Katia Serra, questa sera l'onorevole Carolina Morace, e nei prossimi incontri avremo giovedì prossimo Francesco Fraccaro, che è Sport Marketing Consultant e lavora per il team Yamaha MotoGP, ed sarà un incontro molto importante per, direi, soprattutto addetti ai lavori di sport a livello locale, in termini di promozione, di legami anche economici con il territorio e le opportunità che si possono cogliere, quindi anche un evento formativo per addetti ai lavori. Avremo il 20 febbraio Mara Navarria, che è campionessa olimpica in carica e spadista, e anche qui abbiamo tra l'altro già il tutto esaurito per la serata, però seguiteci ovviamente in streaming sui canali YouTube di Vittorio Veneto e sul canale della Tenda TV. E chiuderemo il 27 febbraio con un incontro sul sport integrato, e basket e rugby integrati. Avremo una serata organizzata dall'Anfas, in collaborazione con l'Anfas, con i Lupi del Consiglio e con i Falcons Vittorio. Abbiamo qui il presidente dei Falcons Vittorio, abbiamo qui la relatrice che verrà a parlare, Luciana Montelatici, che è una importantissima allenatrice, e che ringraziamo anche della presenza stasera, oltre che quella del 27, importantissima allenatrice trevigiana di pallacanestro, oltre a Paul Derbyshire, ex nazionale azzurro di rugby. E saluto anche la sindaca, a cui ora cederò la parola per un brevissimo saluto. Sperava di non dover intervenire, però approfitto spudoratamente la presenza. No, vuoi... Allora, prima di passare, facciamo un attimo riposare, respirare un attimo. Prima della sindaca darei la parola, e ringrazio innanzitutto il calcio femminile Vittorio Veneto per
per la collaborazione e soprattutto vedo tante calciatrici veramente per le quali ringrazio vivamente per la vostra presenza, e abbiamo tra il pubblico il direttore generale della società del calcio femminile Vittorio Veneto, di cui credo ricorrono i 10 anni quest'anno dalla Serie A, dell'esperienza in prima serie, e Matteo Fattorel, grazie ancora. E passo la parola per un breve saluto al consigliere della FIGC Veneto Fabio De Vecchi, vittoriese, che ci onora della sua presenza. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie dell'invito, Enrico. Porto i saluti del Presidente Beppe Ruzza, regionale, e di Paolo Tosetto, responsabile del calcio femminile del nostro comitato. Questa sera i temi sono importanti come sempre, e soprattutto rispetto anche al calcio femminile, che noi come Comitato Veneto portiamo avanti e cerchiamo sempre di spingere. Siamo contenti dei numeri degli ultimi anni, perché abbiamo avuto una crescita importante rispetto al settore giovanile. I numeri sono sempre cresciuti e su questo stiamo spingendo, pur sempre nelle difficoltà che hanno le nostre società, perché non ultimo, e lo sappiamo, la riforma dello sport, sicuramente una legge giusta è fatta a dovere. Sappiamo che comunque nel tempo ha bisogno di piccole correzioni, perché ci è stata calata un po' dall'alto, così, insomma, ecco. Speriamo che nel tempo di riuscire a trovare quelle correzioni che possono essere utili per le società. Grazie. Lascio la parola per un breve saluto alla nostra sindaca Mirella Balliana. Buonasera, e voglio iniziare dai ringraziamenti. Allora ringrazio tantissimo Carolina Moraci, giusto? Sì, perché ormai sto andando a una giornata veramente full. Scusami, ti do del tu direttamente, perché insomma io sono molto felice di averti qua e ti ringrazio veramente di essere arrivata a Vittorio Veneto e di onorarci con la tua presenza. Voglio solo dirti queste parole, che la tua personalità, il tuo modo di essere un po' rispecchia quello che è anche un po' il mio modo di essere e le mie caratteristiche di persona, così. Quindi sono molto felice di poterti ascoltare questa sera e ti faccio i complimenti per tutta la tua carriera, la tua attività sportiva e permettimi anche la tua attività politica adesso, e ti auguro insomma di continuare, e ringrazio anche tutti i presenti, ringrazio le ragazze del calcio femminile di Vittorio Veneto. A loro faccio un forte in bocca al lupo per la vostra proseguo della vostra attività sportiva. Vi sono vicina in quella che è la pratica del calcio, perché è stata un po' anche la mia passione. Purtroppo io, quando ero giovane, alla fine qui a Vittorio Veneto non c'erano squadre di calcio femminile, e quindi non ho potuto praticare questo sport, che però è sempre stato praticato nella mia famiglia, e quindi sono un po' cresciuta e so giocare bene a calcio, quindi ecco. E ringrazio anche Tiziana Picchi per onorarci della sua presenza. Voglio ringraziare ancora Enrico Padoan per questa iniziativa che ha voluto portare avanti, e di nuovo penso che dallo sport, l'abbiamo già detto tutte le sere, si possa trarre quelli che sono gli insegnamenti di vita, di crescita e di valorizzazione. E permettetevi anche che io spezzo sempre una lancia a favore di noi sportivi, che siamo molto aperti e plurali, e siamo anche con larghe vedute, oserei dire, e chi fa sport veramente è aperto al mondo, è aperto a valori veramente universali, e quindi questo vi fa onore a tutti. Ecco, grazie. L'onorevole Carolina Morace ci parlerà di questo tema, dal calcio delle pioniere ad oggi, cosa è cambiato, l'evoluzione del movimento in Italia e in Europa.
e quindi il dialogo riguarderà gli aspetti sociali e culturali del movimento del calcio delle donne in Italia, confrontandolo con lo sviluppo in atto in altri paesi europei. La pratica delle tesserate, l'affiliazione ai club maschili, il professionismo, il gender pay gap, l'accesso ai corsi di formazione post carriera, questi alcuni dei temi che verranno trattati. 2 parole solamente per inquadrare chi sia l'onorevole Carolina Morace, che da Giugno 24 è europarlamentare per il Movimento 5 Stelle. E Carolina Morace è la più grande campionessa che abbiamo avuto di questo sport in Italia. Vado a memoria perché ormai le cifre le so a memoria. Stiamo parlando di una 2 volte vice campionessa d'Europa con la nazionale, 153 presenze e 105 reti, che sono poche perché se andiamo a vedere invece i dati della Serie A scopriamo che ha molti più gol che presenze e si arriva fino a circa 400 reti in Serie A, ma soltanto perché, e questo la dice lunga su che cosa sia stato il calcio femminile in Italia, mancano gli almanacchi di diverse stagioni, per cui non si ha registro statistico. È stata 12 volte capocannoniere, di cui 11 consecutive. Sono numeri ovviamente che fanno capire chi sia stata la Carolina Morace sportiva, o meglio calciatrice, poi allenatrice, prima allenatrice di una formazione professionistica nell'allora Serie C1 se non sbaglio, no? alla Viterbese, e allenatrice della nazionale, una lunga carriera anche in televisione come commentatrice, avvocata, laureata alla Sapienza, e appunto con anche questa sensibilità sociale e politica che l'ha portata poi a scendere in campo recentemente, e sicuramente ho dimenticato anche tanto altro, e pertanto credo sia davvero una figura che ci onora davvero avere qui a Vittorio Veneto. Abbiamo preparato una brevissima sigla e poi facciamo partire con il dialogo. Grazie ancora a entrambe per la vostra presenza. Dall'attacco pericoloso della Vignotto, ben lanciata dalla Relli, ancora Rose Relli in azione, servita dalla Dorio, rimette al centro un bellissimo pallone per la Morace e gol della Morace all'8° minuto del primo tempo. Splendido pallone manovrato dalla Rose Relli con un cross lunghissimo dalla parte opposta, dove Carolina Morace in diagonale. E seconda cosa, secondo me servono investimenti importanti, gli stessi investimenti che vengono fatti nelle nazioni europee più forti, cioè in Inghilterra si investono 15 milioni l'anno per il calcio femminile, e questo da almeno 15 anni. In Germania e in Francia siamo sui 10 milioni, in Italia dobbiamo arrivare a queste cifre, perché bisogna aiutare non solo la nazionale, ma bisogna aiutare fattivamente anche le società di calcio femminile. L'hai acceso ma hai fatto la finta che tu sei così. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Intanto grazie all'amministrazione, grazie alla sindaca, grazie a Enrico che ci ha sostenuto in tutta l'organizzazione di questo appuntamento, grazie a voi che siete qui presenti con la sala piena, in una splendida sala tra l'altro, bellissima perché è veramente affascinante. Io mi taccio perché tanto so che volete sentir parlare Carolina, e adesso mentre andava il video abbiamo fatto una riflessione che però la diciamo dopo, però mentre lui parlava lei mi ha svelato una cosa che io non so, ogni tanto arriva un pezzetto in più. Intanto i tuoi inizi, perché qua vedo le bambine, quindi magari gli raccontiamo i tuoi inizi, e poi queste squadre in cui tu hai giocato in Veneto, perché io sapevo il Verona ma non sapevo l'altra. No, ma allora, intanto io ho il cognome meridionale perché mio padre è siciliano, però io sono nata a Venezia, cresciuta a Venezia, stata a Venezia fino a 18 anni, per cui insomma
quando c'è un invito in Veneto io mi ci fiondo perché è casa mia. E io ho iniziato la mia carriera che avevo 12 anni, anzi no, ne avevo 11 e ho giocato con il cartellino finto, col cartellino insomma un po' così, taroccato, e quindi avevo l'età anche di alcune di loro. E la prima cosa che mi disse mia mamma, la prima partita che sono andata a fare, e mia mamma mi disse: ma adesso devi stare attenta, se c'è un contrasto non lo devi fare perché queste sono grandi, sono tutte trentenni, tu sei giovane, eccetera. Insomma, la prima partita c'è stata una palla che andava verso la porta, il portiere è uscito, io avevo l'avversaria dietro di me e questa mi ha spinto e io inavvertitamente ho dato un calcio vicino l'occhio al portiere, facendole l'occhio nero, per cui da che dovevo farmi male io faccio l'occhio nero, però è vero anche che fisicamente ero già così. Quindi io inizio a Cabianca, una squadra del Lido di Venezia in Serie C, e poi mi faccio tutta la trafila, quindi Serie C, poi ho giocato con lo Spinea, sempre in provincia di Venezia, e poi da lì è arrivata la prima convocazione in nazionale e il Belluno, che è stata la mia prima squadra di Serie A. L'emozione di una convocazione in nazionale a 14 anni, come la vive una ragazzina, possiamo dirlo, di 14 anni? Allora, io non mi ricordo praticamente nulla, però ci sono delle cose che sono ben scadenzate, perché lì arrivò la telefonata del dirigente del Belluno a mio padre, e quindi mio padre mi prese e mi disse: vieni un attimo qua, e fa: è arrivata, ti hanno chiamato in nazionale. E io gli ho detto: beh, non sta a dire cavolate papà, cioè. E lui mi ha detto: no, è arrivata la convocazione, ci ha chiamato il presidente e insomma ti devi presentare a Napoli, adesso partiamo, eccetera, eccetera. Ma qualche giorno prima io avevo visto, no, forse non mi ricordo, qualche giorno prima, al mese, non lo so, avevo visto una foto sul giornale che era Oggi e c'era la foto della nazionale femminile, e siccome io giocavo sotto casa con mio fratello e gli amici, cioè non sapevo che esistesse una nazionale femminile, non sapevo neanche che esistessero le squadre femminili, insomma avevo 10 anni, 11 anni, per cui tipo qualche tempo prima io guardo questa foto, tra l'altro dove c'era, adesso tante di loro sono giovani, ma prima di me c'è stata una giocatrice mitica e fortissima e sempre veneta, veniva da San Donà di Piave, che è stata Betty Vignotto. E Betty Vignotto, io non so se qualcuno se la ricorda, però io vi assicuro che anche lei, no? Perché del femminile si tolgono i file, non c'è nulla. Cioè, io ho fatto 4 gol a Wembley e non ce n'è nemmeno uno. Però Betty Vignotto è stata veramente per me, perché lei ha 10 anni più di me, è stata il modello. Cioè è chiaro che io avevo dei giocatori uomini che mi piacevano, però io non ho mai avuto la foto di un calciatore uomo dentro la mia cameretta, cioè non è che non potevo avere un modello, cioè non mi veniva da avere un modello maschile. E Betty è stata, tra l'altro, infatti io sono stata la prima ad essere nella Hall of Fame, e la prima cosa che ho detto loro è stato: io vi ringrazio, però prima di me doveva esserci Betty Vignotto. E anche questa è una storia, perché Betty Vignotto, ma poi ce ne sono state tante altre molto forti. Anzi, cioè, se io faccio dei nomi, sai, è sempre poi brutto paragonare, ma non avevo assolutamente nulla da invidiare alle attuali, tant'è che comunque quella generazione, noi siamo state 2 volte vicecampioni d'Europa e non ci si filava nessuno. Pensate che io ho fatto 2 campionati europei dove mancava solo la RAI, c'erano tutti i paesi partecipanti, avevano
la televisione al seguito, e noi eravamo le uniche che non avevano nulla. Proprio nessuno, non è vero, perché il pubblico, quando voi giocavate, adesso parliamo di record di pubblico, uno dietro l'altro, battiamo un record di pubblico e la nazionale la vanno a vedere dalle 4 alle 6.000 persone, però quando giocava quella nazionale, la tua nazionale, il pubblico era intorno alle 10.000 persone, quindi non è vero che non c'era proprio nessuno. No, non c'era la Rai, ma il pubblico c'era. Sì, il pubblico c'era, perché poi era un calcio, insomma, era un calcio bello da vedere, che non aveva, insomma, nulla da... Poi nessuno si aspettava che le donne giocassero così. Purtroppo oggi c'è stata un'evoluzione, perché un'evoluzione ovviamente c'è stata, soprattutto l'ingresso nelle società maschili, che è stato secondo me determinante anche per poter utilizzare le strutture e delle figure professionali molto competenti che insomma noi all'epoca non avevamo. Ti dovevi arrangiare, dovevi avere il preparatore atletico, te lo dovevi andare a trovare, dovevi trovare uno che ti faceva il volontariato perché non venivano pagate. Per cui c'è stata una grossa evoluzione in quel senso, però forse alcune giocatrici non si sono più viste, cioè forse l'ultima rimasta di un certo tipo è Patrizia Panico. Poi adesso è tutta la nazionale che è allo stesso, non ce n'è una che spicca sulle altre. Ecco, forse magari Manuela Giuliano, che tra l'altro insomma è di Treviso, probabilmente ha una tecnica superiore rispetto alle altre, però insomma noi eravamo tante brave, non ero solo io, insomma. Manuela Giuliano, che lo ricordiamo, è stata nominata al Pallone d'Oro tra le prime 30 calciatrici del mondo e si è classificata 27esima, non è proprio una cosa che a noi capita tutti i giorni. E commentavamo il video che ha mandato Enrico in presentazione e la dichiarazione che ha fatto Carolina a quei tempi lì sono praticamente argomenti che noi ci ritroviamo a trattare ancora oggi, no? Servono investimenti non solo per il vertice, ma soprattutto servono investimenti anche per la base, perché io vedo qui le bambine e hanno bisogno appunto di un sostegno, di un aiuto dalle piccole società. Si parlava della riforma dello sport, però le società hanno anche parecchi costi da mantenere, da sostenere. Tu anche a questo hai già pensato nel tuo... No, sì, è stata una delle prime cose che ho fatto. Secondo me in Italia si parla di sport nelle scuole, ma lo sport nelle scuole in Italia non si può fare e ne dobbiamo prendere atto. Cioè, le palestre sono gli andrioni delle scuole, non ci sono palestre. Allora, io sono stata in paesi dove nelle scuole si fa sport. Queste scuole hanno 2 campi da calcio, 4 campi da tennis, la piscina, il campo da pallavolo, il campo da pallacanestro e addirittura hanno tutto il materiale sportivo, cioè dai cinesini ai palloni, qualsiasi cosa serva, ma non solo nel calcio. Hanno anche le racchette da tennis per quando fanno lezioni di tennis, hanno praticamente tutto. Allora, se noi vogliamo fare qualcosa per lo sport, dobbiamo assolutamente aiutare le associazioni sportive e questo è stato il mio pensiero, perché di fatto sono loro che si occupano della crescita e della formazione degli sportivi e quindi avevamo proposto alla legge di bilancio, avevamo proposto un credito d'imposta del 50% sulle utenze di gas e acqua, che sono spese enormi per una società, sono spese molto ingenti. È chiaro che la ricaduta, almeno l'80% del vantaggio fiscale, doveva essere
impiegato alle quote degli iscritti. Cioè oggi io ho iniziato a giocare a pallone e io non ho mai pagato per giocare a calcio. E se i miei genitori avessero dovuto pagare per far giocare a calcio a me e mio fratello e pagare 600, 700, 800, oggi ci sono anche società che fanno pagare 900 euro all'anno, io non avrei assolutamente fatto sport, perché non avrei, cioè i miei genitori non avrebbero potuto mandarmi a giocare. Quindi è chiaro che vanno aiutate le società. Quello era il primo step, ma tanto non ci fermiamo perché la riproporremo, perché insomma stiamo parlando di un credito d'imposta, non abbiamo chiesto soldi, cioè la richiesta del fondo, che poi immagino ci arriveremo, è una richiesta fatta in un momento storico in cui l'Italia ha qualche problema. Ma il nostro intervento, il nostro emendamento invece non prevedeva questo, ma prevedeva soltanto un credito d'imposta. Successivamente avremmo anche chiesto che per le associazioni di avere il materiale sportivo, così come succede nelle scuole. Sempre nel video, proprio per far vedere che tanto i temi alla fine purtroppo sono sempre gli stessi anche a distanza di anni, facevi già il confronto con quello che avveniva all'estero, perché quello che si sente spesso dire è che noi abbiamo un gap, noi intendo come calcio femminile, io quando parlo per il football dico sempre noi, ma io non gioco a calcio, e abbiamo un gap da recuperare con le altre nazioni. Questo è un luogo comune che possiamo sfatare anche qui a Vittorio Veneto, nel senso che la tua nazionale, la Spagna, la batteva non so quanto, ma la batteva 3-0. facilmente 3-4-0. E non sono partiti così tanto prima di noi, cioè stavano esattamente come noi, però adesso il confronto è praticamente impari e parliamo di un gap. Dove ci siamo persi? No, eravamo partiti bene con l'emendamento del senatore Nannicini, no? Che prevedeva un fondo per le federazioni che volevano aprire il professionismo alle donne. Lì quello era un trampolino di lancio e ricordiamo che quella proposta veniva dal Mondiale del 2019, dove abbiamo giocato in Francia e abbiamo fatto un'ottima figura, e veniva dall'anno in cui le squadre maschili avevano iniziato a prendere le squadre femminili. Sky dava le partite e a Sky si erano resi conto che le partite del femminile avevano uno share maggiore delle squadre di Serie B maschili, e quindi la cosa insomma stava prendendo piede. Da lì c'è stato l'emendamento e quindi si pensava che insomma quando si arriva ad un certo punto di solito poi l'evoluzione è sempre verso l'alto, a parte che non è quello che sta succedendo per i diritti civili in questo momento nel mondo, però questo è un altro discorso. Però insomma si pensava che dal professionismo, il problema è che dopo 4 anni si sapeva che questo fondo non ci sarebbe più stato, doveva pensarci, doveva essere fatto un progetto di crescita e di sviluppo e un progetto sostenibile che in realtà non è stato fatto. Questo è il problema, perché secondo me aver chiesto quest'anno ancora il fondo, che poi tra l'altro parliamo di 11 milioni, giusto che per fare 2 conti, la Barclay, che è una banca, al calcio femminile inglese dà 30 milioni e aveva iniziato con 15 milioni. Quindi ci si aspettava, io non mi aspettavo perlomeno, io non è che mi aspetto la crescita del calcio femminile attraverso, vendiamo alle società, che cosa, cioè alle società di che cosa hanno bisogno le società? Hanno bisogno di soldi, hanno bisogno di investimenti, hanno bisogno di figure di un certo tipo. Sì, però c'è bisogno del progetto che non c'è stato.
Quindi se io vado a chiedere oggi, in un momento storico in cui ci sono problemi di sanità, di trasporti, di istruzione, io vado a chiedere soldi, ma è ovvio che il governo mi dice di no. Però ci dovevamo pensare noi, e la cosa che a me dispiace e che non riesco a capire, e forse questo è il motivo per cui la mia generazione ha vinto qualcosa e le successive no, è che noi non saremmo state zitte, ma noi ci saremmo lamentate, ma noi avremmo fatto casino. Invece qui non è, nessuno ha detto nulla. La differenza, la Carolina calciatrice e la calciatrice allenatrice, prima di arrivare all'esperienza del club maschile, tu hai allenato in mezzo mondo. Devi chiedere, c'è la mia ex giocatrice qua, che si vergogna. Poi chiediamo che allenatrice era. Che allenatrice Perché poi tra l'altro il Veneto ha sempre dato giocatrici, anche Betty Vignotto era tutte venete, le più forti, tutte venete. Betty che oggi poi è presidente del Sassuolo. Esatto. Hai allenato, neanche dire in mezzo mondo, perché praticamente in tutto il mondo, in tutti i continenti. La tua esperienza personale, quella che ti ha lasciato qualcosa in più, qualcosa di diverso, qualcosa... Hai preso spunto sicuro da tutte queste esperienze, perché poi ovviamente si prende sempre si prende sempre il buono da tante esperienze, però qual è quella che proprio ti ha lasciato qualcosa in più? Non parlo solo di risultati, perché lei come allenatrice ha vinto una certa CONCACAF, che è praticamente il nostro equivalente del mondiale, giusto? No, dell'europeo, sì. Dell'europeo, scusami, a livello di Stati Uniti. No, non c'è qualcosa che mi ha colpito, diverso, eccetera. C'è stata in qualsiasi paese dove sono stata, ma anche qualsiasi persona che ho incontrato di qualsiasi nazionalità, c'era sempre qualcosa da imparare, qualcosa di diverso. Questo mi ha portato a essere, come diceva la sindaca, aperta, inclusiva, capisci che non ci sono i buoni e i cattivi, c'è soltanto una mentalità, non c'è il giusto e lo sbagliato, c'è chi arriva prima a determinati diritti, chi arriva dopo, però diciamo che mi ha formato tutto mi ha formato. L'esperienza a cui accennava Enrico di allenare una squadra maschile, che esperienza è stata? Te l'aspettavi? Ti aspettavi tutto quel clamore del primo giorno? Te lo aspettavi? No, il clamore non me l'aspettavo e comunque è stato più facile che allenare le donne, perché ovviamente l'uomo che arriva in Serie C è un uomo che ha fatto tutta la trafila, dalla scuola calcio, pulcini, eccetera, eccetera, per cui sa come deve comportarsi, sa quello che deve fare, quello che non deve fare, eccetera. E poi perché comunque l'uomo è diverso dalla donna, perché è meno più tranquilli, no? Invece le donne, cioè il sapere il perché, poi sai, secondo me oggi c'è anche una generazione che è totalmente diversa dalla mia, e io non sto qua a dire giusto o sbagliato, cioè è una società diversa, è una società dove i social hanno un'importanza fondamentale, e se tu vedi le giocatrici, cioè tu le vedi nei momenti liberi, tu le vedi una da una parte, una qua, una là, tutte con il cellulare in mano. Noi scappavamo dai ritiri, cioè era un attimo, cioè noi veramente, ma io ad esempio il rapporto di amicizia che ho ancora oggi dopo 40 anni con Betty Bavagnoli viene da là, perché condividevamo, poi lei più seria di me devo dire, però abbiamo convissuto delle cose che oggi loro non condividono più, e questa è una cosa che insomma è una cosa che peccato per loro, cioè noi ce la siamo vissuta veramente in maniera, no, noi avevamo la consapevolezza che dovevamo convincere le persone che anche le donne sapevano giocare a pallone e che non ci venivano le gambe storte. Perché come sono le gambe? Ma come vuoi che siano le gambe? Ma perché mi devono diventare le gambe storte? Cioè noi dovevamo proprio convincere le persone che eravamo brave,
che potevamo giocare, che offrivamo spettacolo, cioè non era solo il vincere. Oggi loro non hanno tutta questa responsabilità, oggi è più facile, oggi possono anche, abbiamo visto Caruso è andata a giocare nel Bayern Monaco, insomma oggi è anche più facile andare fuori, all'epoca non era così. Però secondo me è ovvio che magari lo sapete che la maggior parte le amicizie che si creano sono quelle che nascono dai giochi condivisi. Quindi noi l'abbiamo potuto fare, loro, cioè con questo mezzo nuovo non si perdono tutti quei rapporti che invece per noi sono stati fondamentali. E Betty Bavagnoli, che è attualmente la responsabile della Roma femminile. Ci tengo alla specificazione. Sì, anche perché è romanista, ecco perché. Esatto, quindi ci tengo. E al di là di questo, hai fatto prima un'allusione allo spogliatoio maschile e lo spogliatoio femminile. Quindi cos'è tutta questa difficoltà a gestire uno spogliatoio femminile? Ma guarda, Ci sono vantaggi e svantaggi, No, cioè secondo me insomma tu sei la stessa persona, però ed è anche differente allenare ad esempio in Canada, in Australia piuttosto che in Italia. Cioè in Canada e in Australia tu non ti puoi permettere di dire alla giocatrice. Cioè se tu sei in spogliatoio, adesso non posso dire una parolaccia, lo posso dire o no? Cioè, se io dico a una giocatrice alza il culo e corri perché stiamo perdendo, cioè, per noi è una roba, cioè, all'estero tu questo non lo puoi più dire e ovviamente io non lo dico più né all'estero né in Italia, non è che non lo dico là e lo dico qui. Per cui ci sono delle cose oggi, ma infatti se voi vedete anche soprattutto in America ma anche in Inghilterra che ogni tanto c'è qualche caso di allenatrice donna o allenatrice uomo che vengono proprio messi da parte perché per comportamenti scorretti. La cosa allucinante è che io mi chiedo perché non succede mai nelle squadre maschili, perché è la stessa cosa, però nelle squadre maschili questo non succede, insomma. A proposito di episodi spiacevoli, c'è stato il famoso bacio, famigerato bacio del presidente federale alla premiazione dell'ultimo mondiale di calcio alla giocatrice spagnola. Un episodio spiacevole che poi alla fine ha finito per oscurare addirittura anche la vittoria della Spagna, che è stata veramente una vittoria clamorosa, perché io da giornalista ho una deformazione professionale. Quando avvengono questi episodi importanti nel calcio femminile, ma nello sport in generale, mi vado a guardare le prime pagine di quelle che sono i quotidiani italiani. Tu adesso mi segui su Facebook, lo vedrai. Mi vado a guardare tutte le prime pagine dei quotidiani italiani e dei quotidiani stranieri. Il confronto, ragazzi, è da vergogna. Ma ve lo dico proprio chiaro. La Spagna, dopo che le ragazze hanno vinto quel mondiale, poi è successo tutto quello che è successo col bacio, adesso sentiamo cosa ne pensa Carolina, ma Marca, che è il maggiore quotidiano sportivo spagnolo, ha fatto una copertina, la prima pagina identica a quella di quando l'Europeo l'ha vinto i maschi, identica. Campeones, campeonas, cambiava una lettera. Voi immaginate una cosa del genere in Italia per Gazzetta? Praticamente impossibile. Non solo, anche il racconto che loro ne hanno fatto, per quanto è importante la comunicazione e il linguaggio, anche per dare esempio alle ragazze, hanno fatto un racconto identico, cioè la capitana della Spagna che dormiva con la coppa nel letto esattamente con la stessa foto che aveva fatto il giro del mondo con Messi, messe vicine proprio a confronto, il successo di due dello stesso calcio praticamente. Quel bacio, la comunicazione è una mia digressione a cui tengo perché porca mia, cioè non è possibile che in Italia il calcio femminile si debba andare a trovare sempre nei trafiletti, nelle due righe, nelle brevi, se va bene. Ma quel bacio lì è quello che poi ha significato.
Allora, noi sappiamo che culturalmente siamo un po' indietro, perché poi i commenti nostri adesso, vabbè, ma adesso, insomma, ma è un bacio. Cioè, noi non ci rendiamo conto che il mondo si evolve. Cioè, adesso il dare la pacca nel culo al giocatore, alla giocatrice, ma non lo devi fare. Ma non lo devi fare tu allenatore uomo, non lo devi fare tu allenatrice donna. Tutti ne hanno parlato di quel bacio, tutti hanno preso le distanze, nazionali maschili, femminili, eccetera. Gli unici che non hanno detto niente siamo stati noi. Cioè, qui in Italia non si è detto nulla. Anche se poi, insomma, la vicepresidente dell'Associazione Calciatori per la prima volta è una donna. Queste sono noi abbiamo, ma questo è positivo perché vuol dire che abbiamo grossi margini di crescita. Consoliamoci così, prima o poi cresceremo anche noi. E invece quello che ha avuto per fortuna rilevanza a proposito di diritti civili è il cercare di non continuare ad andare a giocare in quei paesi, quindi uomini e donne che comunque con i diritti civili hanno un rapporto un po' particolare. Qui le giocatrici si sono schierate, giocatrici un po' di tutto il mondo, tra cui per l'Italia anche la capitana Elena Linari, e poi ha avuto anche il supporto da voi, dall'Europa. Noi abbiamo scritto una lettera a diversi deputati europei, abbiamo scritto una lettera al presidente Infantino invitandolo e dicendogli, cioè, ma perché devi organizzare i mondiali sempre in paesi dove non vengono rispettati i lavoratori, dove le donne non vengono rispettate, i diritti civili, eccetera. Ci ha risposto ovviamente dicendo no, ma non è così, sai, anche a livello europeo noi facciamo quello che possiamo fare. Alla fine forse bisognerebbe poi il problema è sempre quello, noi non dobbiamo avere incarichi che non hanno, mettendo persone sbagliate soltanto per dire abbiamo messo una donna. No, noi dobbiamo mettere donne che meritano di essere in determinate posizioni, perché le miracolate che hanno incarichi importanti, ma non parleranno mai. È ovvio che non si esporranno mai. Bisogna avere il coraggio di mettere persone che amano questo sport e che vogliono che questo sport vada dove deve andare, raggiunga i livelli che può raggiungere. Questo per dire che oggi, in una società come oggi, appunto come diceva prima Carolina, dove i social sono importantissimi, qualunque gesto, qualunque atteggiamento è importantissimo perché fa il giro del mondo e quindi contribuisce a creare nelle ragazze una visione di un mondo che non è poi sempre alla fine quello che è effettivamente nella realtà. Parlavamo prima anche delle difficoltà, però ci sono anche delle gran belle soddisfazioni. So che a te non è che gli piace tanto, quando gli dico Carolina questo, a me non piace leggere di me stessa, e me lo dice sempre, però allora lei continua a mandarmi le cose e io poi me le dimentico perché non le leggo e ma me le leggi? Esatto, legge 2 righe e poi fa l'ho lasciata là. Okay. C'è un record che lei prima l'ha detto così en passant, ma è un record straordinario e non mi guardare così, quello dei 4 gol a Wembley. Non c'è un altro calciatore italiano, uomo, donna, che abbia mai al mondo. Al mondo. Aspetta, arrivo. Un altro calciatore, uomo, donna, al mondo che abbia saputo realizzare una cosa del genere. Come si fa a fare 4 gol a Wembley all'Inghilterra? Perché io ero una che si allenava. Allora mi ricordo che eravamo in vacanza in agosto e l'allenatore Sergio Guenza chiamò tutte le ragazze perché c'era questa possibilità di fare questa partita prima di Liverpool-Manchester United, era una finale di Coppa d'Inghilterra ed era da lì a 4 giorni questa partita, cioè da lì, no, non era da lì a 4 giorni, da lì a una decina di giorni, ma io comunque, siccome io andavo in vacanza, stavo 10 giorni ferma, per modo di dire, perché poi giocavo a calcio a 5, a tennis, eccetera, e poi io ricominciavo la preparazione, quindi io arrivavo in Sardegna
al sud della Sardegna, dove c'era l'hotel dove andavo, che mi davano le chiavi del campo. E io andavo ad allenarmi, cioè quindi prendevo, sai, la fettuccia che tu misuri il campo, cioè mi facevo proprio quello che l'allenatore mi diceva di fare. Quindi quando lui mi chiamò, io ero allenata. E lui, allora, entriamo a Wembley, che è veramente, si sa che è il tempio del calcio, quindi per un giocatore o una giocatrice sei in un posto sacro. E l'allenatore mi disse: ma se oggi segni qua, poi lui era romano, ma io non so parlare in romano, se oggi tu segni qua, puoi dire di essere una giocatrice vera. E quindi io ho fatto il primo gol, ho detto, oh, ho segnato a Wembley, e man mano, cioè ho fatto il primo, ho fatto il secondo, fino al quarto. Il quarto praticamente io ho preso palla a metà campo e c'era tutta la metà campo libera, perché loro ovviamente volevano recuperare la partita, per cui io ho sentito il pubblico che mi applaudiva, perché sono partita proprio dalla linea di centrocampo, quindi tu lo senti. No, è stata, cioè, ma io quando i record li ho fatti non è che li sentissi così forti, è dopo che magari ti rendi conto di quello che hai fatto. Ma lì sai cos'è? Che io poi non mi sentivo, cioè per me io ero l'attaccante ed era normale che io segnassi, cioè, non è che ero più forte di quella che non faceva segnare l'attaccante avversaria, cioè quello era il mio, io dovevo fare quello. C'è un altro episodio, poi chiudo perché Enrico mi ha detto 9:30, quindi io cerco di stare nei tempi. A proposito del dover fare gol, mi è venuto in mente un episodio alla Torres con Betty Bavagnoli. Ma no, ma sai cos'è? Lo raccontiamo? Che dovrebbero loro. Ma voi qualcuno sa com'è fisicamente Betty Bavagnoli, a parte Elisa? Voi lo sapete. Va bene, allora Betty è praticamente il contrario di me, cioè una persona calma, posata, eccetera. E insomma giocavamo in Sardegna e era la penultima partita di campionato. Noi dovevamo vincere per vincere il campionato e il Cagliari doveva vincere per salvarsi, quindi era il derby Torres-Cagliari. E tra l'altro io conoscevo la presidente del Cagliari, era andata in vacanza insomma a Cagliari, eccetera. Come inizia sta partita, questi mi inveiscono contro di me e io tra l'altro riconosco in tribuna le persone che erano dell'entourage della presidente. Vabbè, insomma, mi massacrano tutto il primo tempo, che finisce 3-0 per noi e io non avevo fatto gol. E quindi andiamo in spogliatoio e come entriamo c'erano, capirai, le sassaresi che hanno cominciato a inveire contro le cagliaritane e Betty, che è una appunto calma e tranquilla, beh ragazze, cioè, lasciate perdere, stiamo vincendo 3-0, per cui non ci facciamo buttare fuori, c'è l'ultima partita col Cascina e Vica domenica prossima, dobbiamo vincere il campionato, quindi tranquilla, stiamo vincendo, basta. Quindi lei prende tutte e le fa stare tutte calme. Usciamo, stavamo per battere il secondo tempo e questi ricominciano a insultarmi. E io avevo vicino Betty che giocava a centrocampo e io le dico: Betty, io adesso voglio segnare, punto. E Betty, vabbè, inizia la partita, ma subito lei parte, insomma mi fa fare gol, mi fa sto cross e io segno. E lei parte e va verso il pubblico, cioè, lei, ripeto, allora Betty è proprio una persona educata, viene da buona famiglia, eccetera, eccetera, quindi lei fa questo. Ce ne accorgiamo tutti che voleva, cioè, che poi la cosa è stata ripresa in televisione, eccetera, e tutti hanno detto: ma Betty, le ragazze era la più calma, cioè no. Ne abbiamo fatte io e Betty. Visto che lì ti conoscono, no, ma non solo le domande, vista dall'altra parte, perché lei ovviamente si descrive
come si vede lei, e io oramai ho imparato a conoscerla, quindi... Elisa, vieni qua, dai. Com'è che si vede Ma dall'altra ragazzi, parte? questa è stata un'altra campionessa, cioè Elisa Camporese, che ha giocato in nazionale. Ecco, lei è stata una delle soddisfazioni più grandi. È stata una delle soddisfazioni più grandi mia e di Betty, perché allenavamo la nazionale, perché lei l'abbiamo presa e convocata per l'Under 19 e poi l'abbiamo portata fino in prima squadra, dove, insomma, quante presenze hai in nazionale te? 92. Cioè, una cosetta così, Com'era? Mi viene da dire... Occhio. Appunto. Allora, diciamo che adesso sono passata anch'io da questa parte, cioè ho iniziato ad allenare e diciamo che l'impronta del mio modo di vedere il calcio l'ho sicuramente presa da Carolina. Quindi la prima cosa che mi viene da dire è che è stata una grande maestra. Proprio didattica del calcio, l'ho imparato a conoscere da un altro punto di vista. Prima giocavo istintivamente, con Carolina ho iniziato a mettere il ragionamento dentro il campo e questa è la prima cosa. E poi mi viene da dire tosta, perché il carattere che ha e la passionalità con cui lo trasmette è sicuramente, per me che ero molto giovane in quella nazionale, è stata una linfa importante che probabilmente già avevo, lo dico, perché sennò non avrei fatto la carriera che ho fatto, ma che per me è stato uno stimolo a doverla sempre continuare ad alimentare, a non accontentarmi mai, a volermi migliorare sempre. L'esempio che faceva prima di allenarsi in Sardegna da sola è quello che pretendeva da noi ed è quello che io, appena arrivata nel giro delle nazionali, ho capito che o era così o non ci sarei rimasta, però è stata anche la fortuna di avere qualcuno che ti spronava ogni singolo giorno a dire qui si sta con questi canoni e quindi poi ci sei tu, quindi lei ti dava gli strumenti e poi tu devi essere brava a coglierli, quindi questa è stata per me Carolina. Allora ho fatto il mio, però. Non so se vogliamo aprire le domande, la sessione delle domande, ci sono domande? Rompo il ghiaccio io, ne faccio un'altra? Intanto voi vi preparate? Guardate che se a me non mi date un freno a me, io non finisco più, Come è arrivata la scelta politica di dare, poi di aprire un altro capitolo? Io intanto sono un avvocato e quindi sono un'abituata a leggere, a studiare, eccetera, con passione verso la storia. Mi sono sempre interessata della vita quotidiana, perché io il sentire... Ma vi ricordate quando si sentiva dire no, ma i calciatori, no, ma io non mi occupo di politica, perché proprio la politica, cioè come se fosse una cosa da, capito, che ti fa ammalare. No, la politica può essere una passione, un mettersi al servizio degli altri. E ti devo dire, e questo secondo me anche la sindaca l'avrà colto, che noi abbiamo proprio, noi che veniamo dallo sport, abbiamo proprio una mentalità completamente diversa. In politica si sgomita, è vero? Cioè in politica non ci sono regole. Beh, per me le regole ci sono e io in politica le porto le regole. Cioè in politica... Se vai avanti tu, non vado io, quindi io a te non ti faccio andare avanti. Per me assolutamente no, non è così. Cioè io non cambio, la mia mentalità è... E guarda,
con la nostra delegazione, noi siamo 8, io ho cominciato a mettere i like a loro e tutti hanno cominciato a mettere i like gli uni con gli altri. Cioè, se uno di noi fa bene, facciamo bene tutti. Per cui, poi sai, la scelta è stata io ero, insomma, nel 2022, non sono una grillina, ma nel 2022 mi sono iscritta al Movimento 5 Stelle perché Conte è una persona che mi è piaciuta. Poi secondo me ci vuole un po' di cultura anche da parte no, della politica, perché sennò siamo un po' troppo terra-terra. E quindi quando mi ha chiesto, ma io non ho chiesto niente a nessuno, e lui a un certo punto mi ha chiamato, sapeva che ero iscritta, anzi non mi ha chiamato lui, mi ha chiamato Riccardo Ricciardi, che era l'attuale capogruppo alla Camera del vicepresidente, e mi ha chiamato lui e mi ha detto: ma insomma, che cosa vuoi fare? Tra l'altro io ho accettato, prima ancora di sapere di essere capolista, e questo magari, ecco, la sindaca lo sa che è importante, perché insomma essere capolista vuol dire avere molte più possibilità di essere eletta. Invece essere terza, perché poi c'è l'alternanza uomo-donna, poi tra l'altro a Roma, cioè nel Lazio, non è che il movimento non è andato benissimo, però insomma io ho preso più di 32.000 voti, che nel Lazio, nelle mie 4 regioni sono state tanti. Infatti mi ha fatto molto piacere, però questo mi ha dato una responsabilità ancora maggiore, per cui è una cosa, ancora devo imparare tanto, devo studiare tanto, anche perché io vi dico, il Parlamento europeo è un casino che voi non avete idea. Per cui insomma ho ancora da imparare molto, sono sempre una con i piedi per terra, anche perché le mie soddisfazioni le ho già avute, quindi non è che quando non devo fare non faccio e quando devo fare faccio. Però insomma è un'esperienza che mi sta molto appassionando e cerco di farla al meglio. Come tutte le cose che ha sempre fatto, questo dico io. Domande? Beh, vi ho lasciato le calciatrici sono no, le voglio, timide. infatti lo voglio dalle ragazze, le ho lasciate il tempo di pensare. Fai tu, vai. Buonasera, Massimo. Vengo sia dal mondo societario che dal mondo della scuola, insegnante di educazione fisica in pensione, tra l'altro collega della sindaca. Torno al primissimo discorso, quando avete detto di aiutare le società a livello di governo. Arriveremo mai in Italia a ribaltare la situazione, cioè dare la possibilità alle scuole di fare sport come si deve e poi in modo da indirizzare poi i ragazzi ad andare nelle varie società? Naturalmente so che c'è il problema delle strutture. Però riuscire a ribaltare la situazione, io faccio lo sport come si deve a scuola e aiuto i ragazzi a scegliere poi in che sport fare, quindi in quale società andare. Ma allora, ora ti dico una cosa, lo sai perché se tu pensi a un paese come la Croazia è un paese piccolo, però sono bravi nella pallanuoto, nella pallanuoto, pallavolo, pallacanestro, tennis, calcio, sono fortissimi in tutto. Loro, quando sono piccoli, gli fanno proprio degli studi per vedere qual è lo sport dove loro sono più portati. Pensa come stanno. Ora il problema è, magari si potesse fare, però dovresti prendere le scuole e portare fuori dal centro delle città. Perché se tu hai la scuola, io vengo da Venezia, ma io dove lo facevo? Cioè, io perché sono figlia di un militare ho iniziato a giocare a pallone, ma a scuola noi non avevamo nemmeno la palestra. Cioè, hai capito? Allora, o prendi tutte le scuole e le porti fuori,
Allora, forse risolveresti anche un po' di traffico magari verso il centro città, che non è che sarebbe così, però dovresti avere, guarda che ci sono le scuole dove possono fare sport, io parlo di Roma perché ho casa lì, sono le scuole internazionali e sono esattamente come sono le scuole in Canada, in Australia e in Inghilterra. Sono le scuole a Roma internazionali, però sono fuori. Allora anche lì e fanno sport in maniera seria. Poi aggiungerei anche un'altra cosa, che lì gli insegnanti vengono pagati come deve essere pagato un insegnante, che è la persona più importante per la crescita dei ragazzi. Io su questo assolutamente, però in Italia noi parliamo di famiglia, parliamo di natalità perché siamo uno dei paesi con meno natalità, ma noi non facciamo nulla né per le famiglie né per le mamme né per i ragazzi. È questo il problema grande nostro, che noi parliamo ma non facciamo nulla. Vai tu Enrico. Chiedo una cosa, sì, un po' per legare quello che è stato detto, perché poi in questi incontri tante cose tornano, cioè l'esempio della Croazia ce lo faceva il giornalista Sergio Taucer, che ha passato una vita a lavorare nella Jugoslavia, nell'ex Jugoslavia, lavorava per Telecapodistria, pari. E quando mi è piaciuto tanto, quando alla domanda come hai fatto a fare 4 gol a Wembley, perché mi allenavo, no? Che è il principio base, cioè io sempre da Taucar sentivo questo aneddoto di Dražen Petrovic, cestista croato peraltro, meraviglioso, che un tiratore, un cecchino, faceva l'esempio che voglio dire, di una carriera passata ad allenarsi, cioè il talento era la predisposizione a fare, non era tanto le abilità motorie, tant'è che raccontava sempre questo aneddoto, comincia a tirare a canestro in una partita amichevole, a riscaldamento comincia a beccare il ferro, inizia la partita, primi 4 tiri, 4 ferri, ferma la partita, va dall'arbitro e dice quel canestro è 3 centimetri più in alto. Fanno misurare, era 3,08 anziché 3,05. Riportano il canestro a livello e ricomincia a segnare. Per dire, cioè, il talento è, cioè, vuol dire un'attitudine mentale a lavorare, no? che porta, quindi io credo che siano anche cose da sottolineare per collegare tutti gli incontri che abbiamo fatto. E in particolare un'altra cosa che ha sottolineato è appunto questo ruolo politico, no? Che ha scelto di perseguire. E allora chiedo, perché il ruolo dello sportivo, dell'atleta, è un ruolo che comunque impone visibilità, molto spesso viene ricercata la visibilità. E in che misura c'è il diritto a non fare politica e in che misura invece ci deve essere un'assunzione di responsabilità per il ruolo che ricopri in una determinata situazione, tale per cui devi comunque renderti conto che un atleta, ancor più se donna, ha, come dire, un potere e una capacità di influenzare il mondo tale per cui si deve fare qualcosa per la categoria. Un attimo, molto di più se è uomo. Molto, sì, no, è vero, è no, vero. Perché tu hai detto donna, io ti invito a pensare che primi sì. 100 atleti, il guadagno dei primi 100 atleti non c'è una donna. Certo. Cioè guadagnano, chi guadagna di più non c'è nessuna donna. Però una parentesi volevo dire riguardo a quello che dicevi prima. Guardate che la differenza tra il campione e il giocatore normale è la testa, è la capacità di concentrarsi. Ma non concentrarsi soltanto durante le partite, perché tu non migliori se ti cioè non è la partita che ti migliora, è l'allenamento che ti migliora. Però aspetta, ti ho tolto la parola, cioè è l'allenamento che ti migliora, ma
Ma non è un sacrificio, io non so come dire, ma cioè se di queste ragazzine, se vanno a fare allenamento e lo fanno svogliatamente, non lo devono fare, non è il loro. Cioè il calcio deve essere in primis, non è dove posso arrivare, ma io vado e mi diverto. Ma io sono stata una che... Cioè io addirittura giocavo, facevo le partite di campionato, poi mi ricordo giocavo a Reggio Emilia, poi prendevo l'aereo e andavo a casa, ma io mi facevo la doccia, mi vestivo, mi mettevo sotto la maglia, la muta della squadra di calcio a 5 per cui giocavo, non ero pagata, e andavo a farmi anche quella partita, perché mi piaceva, proprio mi divertiva. E guardate che avere qualcosa che ti fa divertire e che ti appassiona, ma non succede a tutti. Quindi chi ha questa opportunità, poi puoi diventare una campionessa o puoi rimanere una giocatrice normale, quello che ti deve muovere è proprio la passione, il divertimento. Cioè io ho giocato perché mi piaceva e ogni volta che finiva il campionato e che io iniziavo in quel campo da sola, prendevo la cosa, io ogni volta mi chiedevo, ma quest'anno riuscirò a giocare come ho giocato l'anno precedente? Perché non c'era mai, io sapevo perfettamente che se io non mi fossi allenata, ma io sarei stata una giocatrice normale. Quindi quando si ha un talento e si ha la capacità di fare qualcosa, tocca coltivarla e non trovate scuse per non studiare, perché invece potete fare sia sport che studio. Anzi, è fondamentale fare tutte e due. A proposito dell'aneddoto del canestro, c'è anche l'aneddoto di Sinner. Anche Sinner si è accorto, mentre si allenava, che aveva il campo che era leggermente più lungo. Lui si è misurato, non so se l'avete visto sui social, si è misurato la linea del campo da tennis in lunghezza mettendo un piede davanti all'altro e si è reso conto che c'era un bel pezzetto in più di questo campo. Quindi sono cose che loro si rendono conto veramente immediatamente. L'altra cosa che hai detto prima, poi basta, sì, 8 minuti, che hai detto prima del gioco di squadra. Gioco di squadra che è importante sul campo, ma poi è importante anche nella vita, perché è quello che tu hai riportato poi nella delegazione a Bruxelles. Quindi lo sport non è solo il giocare e il vincere, ma ti forma anche in quella che è poi la vita successiva. Sì, ed è importante soprattutto anche per le donne. C'è uno studio fatto dal Censis del 2022 che dice che la donna che fa sport lavora di più e meglio della donna che non fa sport. La donna che fa sport ha una stima di se stessa, un'autostima completamente diversa, ha una sicurezza che è completamente diversa, ma ha anche uno stile di vita completamente diverso rispetto alla donna che non fa sport. Tant'è ad esempio che qui, nel Veneto, il Veneto le donne fanno più sport rispetto alla media del nord, cosa siamo a 36,8%, e l'occupazione di queste donne è praticamente del 59%. Cioè, quindi la donna che fa sport è una donna che anche è più smart, e sostenere le donne non è soltanto una questione di uguaglianza di genere, ma lo sport ti porta ad una modernità, ti porta a scegliere, ad avere l'opportunità di scegliere, ad avere l'opportunità di lavorare e di avere e di avere una vita indipendente. E quando tu hai una vita indipendente, noi leggiamo molto sui giornali la violenza sulle donne, di donne che sono costrette a stare a casa perché non hanno un lavoro. L'indipendenza è fondamentale per tantissime cose, ma in primis essere indipendente vuol dire, ma intanto una questione ovviamente di sicurezza visto i tempi, ma di realizzazione di
di sé. Quindi continuate a fare sport e invitate a fare sport. La questione dell'abbandono sportivo e soprattutto in età adolescenziale, no? Perché mi sembra che l'Italia è il paese che ha il maggior tasso di abbandono a livello adolescenziale per quanto riguarda l'attività sportiva, e questo sto cercando di capire la motivazione di questo, e molto probabilmente sarà perché molte volte arrivati all'età adolescenziale lo sport è agonismo soprattutto, e va bene così, però io penso che deve esserci anche un altro risvolto, un'altra faccia della medaglia, che lo sport deve essere anche qualcos'altro rispetto all'agonismo, no? Cioè, voglio dire, io vorrei capire e vorrei magari chiedere e capire perché c'è questo abbandono sportivo a livello adolescenziale, soprattutto in Italia, e come possiamo migliorare questo aspetto, perché qualcosa dovremmo fare, perché poi io penso e che ci chiediamo perché poi alcuni giovani non hanno più la passione per fare qualcos'altro, lo sport come anche attività musicale o attività artistica, e quindi vediamo che alcuni ragazzi a un certo punto si ritrovano senza una passione, e quando sei senza una passione purtroppo magari succede di prendere anche una strada errata e la vita è molto più dura. Ecco, volevo magari fare una riflessione su questo. Ma io ti posso dire, secondo me, per quale motivo ci sono molte ragazze e ragazzine che smettono di giocare, e secondo me è una questione culturale, perché poi nell'età adolescenziale il ragazzo che gioca o l'uomo atleta, sei figo, sei forte, c'hai il fisico, eccetera. La donna non è sempre così, anzi, quella è mascolina. Sì, ma guarda che gambe, guarda che spalle che ha. Cioè, per la donna c'è sempre il risvolto culturale, tra virgolette, italiano, perché all'estero non gli interessa nulla a nessuno. Secondo me un po' le donne per questo motivo. I ragazzi sinceramente non te lo so dire. Tanti che sento perché smettono, magari ecco perché trovano l'allenatore che li tratta male, che fa questo, che non li fa giocare, eccetera, eccetera. Però, insomma, diciamo che per le donne, secondo me, è più un fatto proprio culturale. C'è un'altra domanda? Prego. Grazie. Pronto? Buonasera, mi presento, sono mister Alberto Faraon. Vorrei dare una risposta, credo, per la mia esperienza alla sindaca. Perché i ragazzi, i bambini lasciano lo sport? Ora qui le faccio una domanda e lei deve impegnarsi, visto come politica. Bisogna che a scuola degli allenatori non insegnino solo tecniche e tutte quelle cose lì, ma devono insegnare che i bambini, prima di tutto, sono bambini, non come pensano gli allenatori oggi, tutti futuri campioni. E quindi lavorano sui campioni, futuri campioni, e non la fanno divertire e giocare i bambini. Quindi un bambino che non si diverte a questo punto abbandona, perché veramente non lo fanno giocare, lo trattano da scarso, poi il bullismo è innato, no? E quindi i forti sanno che sono forti, e quindi abbiamo perso colpa tua perché non sono politici, no? E quindi il bambino a questo punto, se non è tutelato, il senatore non lo gratifica, ben bravo, ecco che poi molti bambini abbandonano. Proprio l'altro giorno una maestra mi ha detto: ma mister, perché lei non va? Ma guardi, dico che io sono un allenatore del Vittorio. Se Vittorio è scuola calcio elite, perché io sono quello che va nelle scuole, e quindi però non posso permettermi di andare dove ci sono gli allenatori, perché gli allenatori sono come dei Dio, mi fassi passare il termine. Invece bisogna che a scuola allenatori dicano, perlomeno a livello dilettantissimo, che l'allenatore è un educatore, è lì per far divertire i bambini. Poi il campione lo vedono tutti che è campione, e se ha le fortune e la testa, come ha detto lei, perché è fondamentale, arriva da solo.
ma l'allenatore deve far divertire tutti. E oggi purtroppo gli allenatori, specialmente nel calcio, non lo fanno e molti bambini abbandonano per quello. Poi avrei qualche aneddoto a raccontare, ma dopo glielo dico perché di questa mia esperienza. Io da 20 rotti anni, quindi molti ragazzi qui mi conosceranno, da 20-25 anni vado nelle scuole come volontario con dei progetti, perché quando ho fatto il corso allenatori, l'allenatore dell'FGC, il professore mi ha detto: bisogna che i nuovi allenatori entrino nelle scuole, non siete più dei, e non uso i termini, siete preparati e fatti. E da lì sono stato illuminato 2 persone, ho fatto un progetto, sono entrato nelle scuole e qui sono orgoglioso di dirlo, riconosciuto dall'FGC e l'UEFA. Vittorio Veneto è stata la prima in Italia, report dell'FGC, come gente ore di scuola. E poi il progetto nostro delle 4 parole, socializzare, collaborare, condividere, rispettare, è uno dei 3 progetti scelti dalla FGC. Ecco, bisogna però che ognuno di noi, quindi gli allenatori, facciano la propria parte. Grazie a lei. Guardi, io sa cosa, assolutamente sono d'accordo con lei, anche se adesso sono entrati ad esempio gli insegnanti con laureati in scienze motorie e quindi insomma per i ragazzini. Quinta elementare? E basta. Beh sì, vabbè. Sempre, esatto. Sì, sì. Anche questo assolutamente è un tema, però rispetto a quello che diceva lui io aggiungerei anche un'altra cosa: allenatori e genitori. D'accordo? Lo so. Io i genitori li farei giocare a parte, sinceramente li metterei proprio a parte, ma gli farei fare veramente, fate sport, ostia, cioè va bene, ma... Allora tiriamo le fila, grazie ancora a Tiziana Pichler e grazie ancora all'onorevole Carolina Morace. Insomma, un applauso penso sia doveroso. Ringrazio tutti e tutte voi, ho visto davvero molta attenzione fra le atlete e credo quindi che sia un bel premio. E approfitto anche per salutare la consigliera provinciale Paola Chies, che è calciatrice pure lei. Lascio l'ultima battuta all'onorevole e poi ci rivediamo giovedì 13 febbraio con Francesco Fraccaro e domani sera al Teatro da Ponte Maglia Gialla, spettacolo a cura del Centro Teatrale da Ponte per ricordare la figura di Ottavio Bottecchia a 100 anni della doppietta al Tour. E quindi anche domani, insomma, una serata teatrale sportiva. Prego, onorevole. Grazie ancora a tutti voi. Dopo essere stata sotto il setaccio di Tiziana, dire qualcosa in più... No, a me invece ha molto colpito le parole della sindaca perché sono assolutamente d'accordo con lei. L'inclusività, guarda, io sto organizzando nelle mie regioni dei convegni dal titolo Lo sport come strumento di pace. Siamo in un momento molto particolare e io credo che i valori dello sport, ma l'inclusione, il rispetto delle regole, il rispetto dell'avversario, il rispetto dei propri limiti, la coesione, sono valori fondamentali che noi non dobbiamo assolutamente perdere e che dobbiamo veramente alimentare. Io credo fermamente, guarda, e ad esempio infatti io non sono d'accordo per l'esclusione degli atleti durante le Olimpiadi. Io non sono assolutamente d'accordo, cioè la vita di un atleta dura pochissimo
Cioè, ma perché gli dobbiamo dare responsabilità che non hanno? Anzi, il ruolo dell'atleta è fondamentale, ma che sia, cioè noi sappiamo quanto la diversità può essere non un handicap, assolutamente, anzi qualcosa in più. Per cui mi fa piacere sentire insomma una rappresentante delle istituzioni che parla in questo modo, vuol dire che insomma speranze ci sono, e poi a maggior ragione che sei donna mi fa ancora più piacere.